questo libricino di poesia con questa bella copertina di Franco Maschio che indica la fuga di un bambino che vuole vedere cosa c'è oltre questo muro. Sono gli ultimi pensiers di una nuova giornata. Si saluti mia amica e si resta a chiarare. E la vita si muove e ogni dì si fa sleio. Se ti voglia son libers, i tiei voi son pariei, e l'Isaria ti porta la sua aria di ploe, a son ores che girin, alle un tim che sta ferma, e a sentire che ti cira o che ai denti di te, o a fa sfinte di noi, falcidin da tocchiase. Sei Cecil, Cecil, il cielo del mio paese. E il cielo del tuo paese è sempre il cielo più bello del mondo per ognuno di noi. E dappertutto dove vado c'è questa mania di guardare il cielo, no? E ci trovi le differenze, E la mattina berti il caffè e guardare il cielo resta sempre un'esperienza interessantissima. Chissà se è legata un po' a questa necessità di, come dire, di portare dentro di te un po' di spiritualità. Un gesto quotidiano che mi piace fare, ma anche quando cammino, sai. Sostare continuamente e alzare gli occhi al cielo. Mi ricordo quando ero piccolo che mio nonno non è il mio bisnonno, mi portava con lui in montagna e ci ho scritto sopra una canzone perché ricordo, era un ricordo particolare, lui era uno sempre con questo toscano in mano, aveva un odore di tabacco, i suoi vestiti erano impregnati, ma poi aveva l'alito vinoso perché certo non gli mancava il gusto del bicchiere, no? Lo guardavo su e vedevo lui, ma vedevo questo cielo, no? E allora ho messo assieme questo vino, tabacco e cielo, che è un po' dissacrante, però è un ricordo che mi resta vivo. A volte quando passeggio in montagna alzo ancora gli occhi al cielo e in qualche modo mi sembra di vedere ancora lui, di alzare gli occhi anche verso di lui, di vedere questo vestito, anche lui pantaloni di fustagno, questa giacca sempre quella insomma, almeno 10-15 anni mi ricordo che ha sempre indossato quella giacca lì e poi quel gilet, quella camicia a quadri. E questo è il cappello, è il suo cappello incredibile, che era l'ultimo confine con questo cielo. Il cielo vuole parlare, svelare il destino, la vita segreta. La sua voce è l'infinito e tutto appare nuovo, così come è sempre stato. Ho sempre scritto qua dentro, in questo studiolo, questo è il mio posto, lì c'è la mia chitarra, insomma rassicurato da tutte queste, da questi oggetti, no? Da questo mio mondo, no? Che in qualche modo è il posto del rifugio, no? E mi sono detto, e se scrivessi invece un libricino stando all'aperto?
Solo che l'idea poi mi viene in ottobre inoltrato e siamo a novembre. Quindi cosa faccio? All'epoca era ancora vivo il mio cane, che pensare dopo tutti questi anni, il mio cane cuore, il mio boxer mi manca ancora. E difatti io potevo dire che non ero un cantautore che non l'ascoltava neanche un cane, perché avevo il mio cane che mi ascoltava e stava con me tutto il giorno. E il mio cane è l'unico essere vivente che è stato vicino a me mentre io scrivevo questo libricino, e io gli ho dedicato anche una poesia, perché mi sono detto non è possibile che stai qui, mi fai compagnia e io non ti considero. Il mio chiam alla dint spicciozz, ma al sa sta con tutti. Alla decidut così, all'arrivat con voce di temporal, ta quiet, la porre dal tonno e da vaghe, che si mascedin con te, la sua musa scura, sa di aghenette, e siei voi bagnazzi di buon tempo. Il mio cane ha denti aguzzi, ma sta con tutti. Ha deciso così. È arrivato con voce di temporale, nella calma, la paura del tuono e dell'acqua, che si fondono con te. Il suo muso scuro ha il sapore dell'acqua pulita e i suoi occhi umidi hanno il sapore del buon tempo. Quando mi guardava era così, lo vedevo e mi rallegrava vedere questo cane che ti guardava e che aveva deciso di amarti. Cioè, un animale è la cosa straordinaria per spiegarti cosa possa significare l'amore. Cioè, un cane decide di amarti e ti amerà per sempre, è una meraviglia. E siccome lui mi chiamava a una certa ora, proprio veniva con la zampa a battermi sul ginocchio, e lo portavo a fare un giro, e invece allora ho deciso, aspetta, in questo giro che scelgo il posto dove scrivere ore presente, che è bellissimo anche il termine, no? Il momento che stai vivendo in questo attimo, l'attimo tuo, questa importanza che la lingua friulana dà anche all'attimo, no? dell'essere, l'ore presente, gli dà questo termine meraviglioso. E quindi con il mio cane andiamo, facciamo il solito percorso, entriamo nel bosco e lì trovo, dopo un paio di giorni di ricognizione, trovo un posto che poteva andare bene, un po' riparato in caso di pioggia, perché poi il lavoro doveva essere metodico, una volta che scatta, che parte, tu non devi dire aspetto il prossimo mese. Quindi cosa faccio? Comincio e vedo che effettivamente era la scelta giusta, che questo libro veniva benissimo insomma, veniva, mi soddisfava, esattamente senza questo contesto di mura attorno, ma anzi con un bosco attorno. Gli ho fatto una traduzione letterale in italiano, lasciando il suono e la forza della lingua friulana, e niente, tutto qui, insomma. Un paio di raffreddori in più, una mezza polmonite che poi è scoppiata proprio il giorno del mio compleanno, il 25 gennaio di quell'anno lì, che insomma pagavo ore presente, così. Poi è un libro che è andato via molto, molto bene, perché era una tiratura limitata, non so se... Però poi abbiamo dovuto ristamparlo perché appunto molti me l'hanno chiesto, e ogni tanto arriva ancora qualcuno, ma ore presente, guarda che un libro di poesia mica da poco, mi dicono, a bontà vostra, dico io. Però si vede che, come dire, il sacrificio friulano, in questo caso quello di aver beccato così tanto freddo, ha giovato a qualcosa. Muse di dos muses, agherotte, cilcidin, voli calchiale, vert da perdut, il cil al sa di bosc, e di timpa vegni,
team come muscoli, Cassie Tucker, a due. Hai visto se ti dicevo bugie? Sono arrivato qua, mi sono seduto sul mio vecchio albero che ormai anche lui deve presentare il conto al tempo, all'epoca invece era ancora sano, e però hai sentito che immediatamente mi ha comunicato una semplice ispirazione, niente di che, però ci siamo lasciati tanti anni fa e ci ritroviamo con lo stesso spirito e la stessa energia poetica. Giusto, questa è il noce, no? Il coccolar, simbolo di forza, simbolo di carne, uno dei simboli di carne, di quando si saliva sugli alberi a mangiare ancora la frutta come se fosse uno dei più grandi regali. Adesso vedi le noci cadono, le mele cadono, nessuno le raccoglie spesso e volentieri. Ma per noi ragazzi era una risorsa insostituibile e quindi io gli ho rimesso un po' tutti questi alberi che ricordano un po' anche questo, insomma, no? I regali, no? Che ti vengono fatti dalla terra. Voice a calling. Hai notato che siamo circondati totalmente dalle montagne in questo posto qua? Non è che vedi le montagne solo qui, è come essere in una valle, guarda, e attorno hai questo abbraccio, no? Che ti viene dalle montagne. Questo libro lo scrivo molto vicino a Siviv. Non mi ricordo se prima o dopo, però siamo lì. Presumo che sia dopo, subito dopo, perché continuo a scrivere un sacco di testi, alcuni appunto li trovo, li considero buoni per la musica, altri invece non hanno una ritmica, escono in modo diverso e mi pongo di fatto il problema come musicare questa cosa. Non ci pensavo, poi improvvisamente cambio idea, no, ma questi non vanno musicati, li lascio così, e quindi seguono due strade. Quindi se posso dirti un anno, potrebbe essere il 2002, 2003, quel periodo lì. Poi andrò a vedere qual è stato l'inverno più freddo. Ci tenevo tantissimo a questi concetti, no? Che sono, come dire, staccati totalmente da quello che è il meccanismo dello stare al mondo oggi, no? Dove devi avere molte cose, dove l'insoddisfazione ci perseguita, no? Invece lì, come dire, era sì un po' anche un giocare, no? Da adulto, è vero, però era anche un modo veramente per stare in pace, cioè tu eri in un contesto di natura come quello che è molto affascinante qui, qualsiasi bosco di carnia è così, abbastanza vicino a casa, quindi non è che facevi chilometri, no? In un paio di chilometri io ero lì, insomma, e eri circondato da questo ambiente meraviglioso. Ogni tanto vedevi, a parte gli uccelli, vedevi proprio qualche animale, stando lì con calma, si abituano a te, al tuo odore.
no? Poi il mio cane che rincorreva qualche volpe improvvisa, insomma ci sono state delle situazioni interessanti, però era, ecco, la cosa che posso dirti è quello di fare quello che ti piace in un contesto di pace, che si dovrebbe poi vivere così, sai? Ecco, lì è stata una meraviglia in quel periodo lì. Poi era il periodo, sì, probabilmente mi sentivo molto bene, ero riuscito a pubblicare CV, questo è un lavoro che tenevo tantissimo, quindi ero in pace con me stesso, insomma. Mancano le grandi figure intellettuali, i poeti, no? Come diceva una volta Pablo Neruda, un paese si vede dai loro poeti. Cosa significa per te la poesia? Qual è secondo te il ruolo dei poeti in una società come questa? Ti rispondo con una parola e ti dico qual è lo scopo, la finalità e che cos'è per me, e ti dico la parola è utilità. Partiamo da lì perché credo sia centrale, ma voglio essere sincero fino in fondo, cioè quando tu fai questo tipo di lavoro, eccetera, se qualcuno ti compra il libro ti fa piacere, se ti arriva €1 ti fa piacere, però non è quello lo scopo, assolutamente, perché se io calcolo le ore che ho messo di lavoro in poesia, in scrittura, eccetera, credo, non so, di aver preso forse un centesimo al giorno, non all'ora, un centesimo al giorno, quindi voglio dire, consumi il tuo tempo, non sprechi il tuo tempo, consumi il tuo tempo, usi il tuo tempo per fare questo, quindi chiaramente non è quello lo scopo. Mentre prova, pensa, quando qualcuno ti incontra e ti dice: oh Gigi, ho ascoltato l'altra sera e mi dice cosa, ho letto l'altro giorno e mi dice sto leggendo, oppure mi scrivono, sto leggendo in questo momento, e mi fanno dei passaggi delle set, insomma mi raccontano le loro lacrime, i loro sorrisi e ti ringraziano per quello che hai scritto e che hai fatto. Cioè, voglio dirti, cioè, io quando sento una cosa del genere credo che non ci sia una gratificazione superiore, cioè sentire che quello che tu fai e che hai fatto, eccetera, diventa per tantissime persone motivo di utilità. È un cop, che è la tegola, un cop, Sorel Colm, al sbrove di Soreli, sul tetto, sotto neve, si glacia e si sclese, il nuv ha launati color e al plage. Un coppo sopra il tetto, brucia di sole, sul tetto, sotto la neve, ghiaccia e si rompe. Il nuovo ha un colore diverso e piace. Te ne leggo ancora uno, vediamo se... Diciamo che questa poesia che tu hai appena citato e letto, poi alla fine è una metafora della vita di un uomo. Prima abbiamo parlato della natura che ti circonda e che ti racconta molte cose, basta soltanto seguire il giro delle stagioni, ma anche proprio gli oggetti, no? Qui è un po' come dici tu, no? Questa utilità, perché uso il coppo perché c'è proprio un'utilità. Per quanto riguarda la spiritualità, cosa vuoi? In un mondo che punta al materialismo, è chiaro che regredisce la spiritualità. Quello che ti dicevo prima, quando parliamo di poesia, di poeticità, di stagioni, che tu guardi, cioè, è chiaro che uno gli dice: ma cosa sai ad ascoltare il tremare delle foglie? Cosa ti sta dicendo il tremare? Cioè, se lo dici a qualcuno ti dice: ma va a lavorare, no? Cioè, invece non è solo una questione di poesia, di poeticità, è proprio una questione di spiritualità. È una spiritualità nel senso largo, che diventa laica a un certo punto, perché è un modo di stare al mondo dove parla e ascolta anche il cuore.
non è solo la mente, non è solo quello che può essere, no, l'arrivare a uno scopo concreto, materiale, che si vede, e dare questo concetto, no, di vita. Sai quella battuta che dicono in Friuli: ma tu cosa fai? Ma scrivo poesia. Sì, boh, ma di lavoro c'è fatto. Ma di lavoro cosa fai? Cioè, è una meraviglia diciamo, la friulanità che riesce in poco a spiegare l'importanza che invece la spiritualità deve avere. Io ho avuto la fortuna di crescere con i nonni. Ho avuto anche una madre particolare, ho avuto anche la fortuna di crescere, però ho avuto una mamma musicante, sai, che per 60 anni è girata per osterie locali a suonare la fisarmonica. E mi ha dato un'idea tutta particolare dello stare al mondo e dell'importanza di una passione, perché io l'ho visto da lei quanto ho contato e quanto ho giovato nella passione per lei. Pensa che dopo, colpito da un ictus, lei non muoveva più la mano, per 6 mesi si è allenata ed è tornata sul palco a suonare. Il medico che l'aveva in cura mi diceva: ma io, Gigi, non so come ha fatto tua mamma, quel tipo di, non esiste ginnastica. Hai capito quello che... Allora, quella lì è una forma di spiritualità che ti fa capire quanto conti oggi avere e coltivare una reale spiritualità. Une Maria sa aiutati, une Maria sa spietà, il cur di une Maria sa accettando di plui. Visto che ascoltava con questa attenzione, eccetera, un giorno gli diedero una fisarmonica in mano e lei da subito dimostrò che c'era una predisposizione. Così poi si decise di acquistare questa fisarmonica benedetta, no? Allora videro sulla Domenica del Corriere che c'era questa fisarmonica che poi era una fisarmonica semplice, col mantice di cartone, insomma, no? Però mio nonno non poteva così andare da mia nonna, no? Mio nonno Pio andare dall'Augusta e dirle: Guste, e vieni a comprare una fisarmonica per frutte, dobbiamo comprare una fisarmonica. No, non poteva, perché non si buttavano i soldi, no? per poi gli strumenti musicali, anche se mia nonna ha un'apertura verso i musicanti, verso la festa, verso il canto, perché lei cantava con il coro Giardini, era entusiasta, aveva una voce bellissima, no? Però insomma non sapeva che come mia madre si sarebbe comportata nel tempo, e quindi la chiamarono, lei e Santoviti, e disse: senti Frutte, se non ti compri una fisarmonica tu dopo la suoni, cioè se noi ti compriamo la fisarmonica tu poi la suoni. E lei, mia madre, che era tutta scomposta, che sembrava non aver tempo per ragionamenti e per le parole, gli disse quella frase, una frase che lo folgorò: mi prometti che tu suonerai? E lei gli disse: ti lo giuro su palcil pari, te lo giuro sul cielo papà. E quella frase, che poi mi portò un buon umore, a lungo ricordava quella frase, e lei quella frase lì, te lo giuro sul cielo, quella promessa l'ha mantenuta per tutta la vita, no? Perché diventerà poi uno scopo per lei, la passione per la fisarmonica, ma resterà anche un giuramento particolare, no? Tanto è che quando scrissi un po' tutto questo nel libro fatto con chiare lettere, quando è stato il momento del titolo, per la prima volta non ho avuto dubbi sul titolo da mettere: te lo giuro sul cielo.
Sì, salute per quasi pluie. Qualcosa in più, ma soprattutto dal profumo del gusto. Sì, anche il gusto che ti lascia. Sembra non amabile all'inizio appena lo metti in bocca, ma dopo E vin scielt la bottiglia, vin chiavat il tapon, vin bevut come frades, come vecchio samis, e nessun si ovave, nessun l'avea dormir. Son passades las horas que non mi sei ne quarta. Hai finit las paraules a contar duci tuarza come un om sot da ploe che l'esta poca vai come un asin di uve che non si è madurita. Eccoci qua, è stato, come dire, un momento di incontro, perché poi ci tengo a dire che c'è un detto che dice che i carnici sono chiusi, che non si aprono, che prima di aprire le braccia ad un amico, insomma, se ne passa. Un po' è vero, siamo come tutti i popoli di montagna, un po' chiusi, però nello stesso tempo il senso dell'amicizia, quando ci si conosce, quando si condivide qualcosa, diventa un momento veramente fondamentale. E poi qui abbiamo questi formaggi splendidi, questo vino splendido, con chi lo condividi? Ecco, in questo caso con l'amicizia, con gli amici è la cosa migliore, e quello che abbiamo fatto oggi, vabbè, alla prossima ragazzi. Il ricordo forte è quello di mia nonna, no? È un ricordo che ho, è una presenza che ho costante, giornalmente, per tutta la vita. Lei c'è ogni giorno, mi ha cresciuto e mi ha cresciuto a suo modo, ha saputo capire le mie inquietudini, e poi era una donna di una saggezza infinita, aveva queste, come dire, questi piccoli racconti, questi piccoli aneddoti che erano straordinari, come se senti il suono delle campane, no? Lei dal suono delle campane percepiva se ci sarebbe stato buono o cattivo tempo. Mi disse questa frase che ho portato sempre con me, mi disse: sai, Frut, chiamava così, sai tu Frut, las lacrimes serviscono per lavare voi, per io di mio amore, cioè le lacrime servono per pulire gli occhi, così poi vedi meglio. A chiammi nella chiere e a senti che tu cresci, a ti clame a fa fieste con miei, a conta la tua vita che ebbe sole ai di duci, a musiche nuove. Tu sei tu, e tu, e tu, e tu. Sei tu homma, o formiche, sei tu a leone foi. Tu sei suma, tu sei sdutta, tu sei sgote e mai.